Ad Agrigento, a San Leone, lungo la spiaggia di Mare Nostrum e Girgenti Acque, come testimoniato dal video registrato e diffuso dall'associazione ambientalista Mare Amico di Claudio Lombardo, è stata al lavoro per interrare e garantire così maggiore sicurezza il tubo fognario emergente sull'arenile. La società ha operato con un escavatore e una ruspa. Si tratta peraltro del tubo oggetto del servizio di Teleacras di alcuni anni addietro ed equivocato come attuale della società, intervenuta poi avventatamente in replica polemica. Mare Amico ha anche diffuso la fotografia del tubo fino a ieri e poi il video dei lavori di oggi.